Straordinario miracolo in Venezuela. Una statua di Gesù misericordioso inizia a emanare dei raggi di luce. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi e anche mostrarvi il video di quanto è avvenuto in Venezuela, credo non molto tempo fa, e molta gente era raccolta in preghiera davanti a un'immagine della Divina Misericordia, quando a un certo punto da questa immagine, in corrispondenza dei raggi rosso e bianco che rappresentano il battesimo e l'Eucaristia, quindi la purificazione dei peccati dell'uomo attraverso il battesimo e l'Eucaristia, cioè il sacrificio di Cristo. Ecco che proprio quei raggi hanno incominciato a illuminarsi, da quei raggi è incominciata a emanare a uscire una luce intensissima verso i presenti. Il tutto è stato documentato da un filmato girato con un telefonino e si tratta di un miracolo veramente straordinario che lascia veramente a bocca aperta. Vi lascio queste immagini sperando possano commuovervi, indurvi al raccoglimento, alla riflessione, alla preghiera, e spero possano rendere ancora più fervorosa la vostra fede. Grazie carissimi, a presto.